Ok, andiamo subito in chat a salutare i nostri amici. Anzi, mi scuso, sono un attimo in ritardo, ma devo dire che ho fatto un piccolo pisolino, cazzo. Dopo la notte degli Oscar di ieri è stata dura. Ecco. Ehi là, ciao JH, GR94, ciao Alex Martin, ciao Matteo Marcu, ciao Sam Carax, ciao Alex Coco, ciao Ugo Princello, ciao Matteo Marcu, ciao Alex Coco, ciao Paul Heyman Gay. Ok, siamo noi. Siamo noi, quelli che giocano a The Sims e sperano che Tori sia un troione. Siamo noi. Ok. Ciao Hannibus, ciao Snapsdab, ciao Stefano Cedoni. E siamo pronti con la nostra Tori con l'espressione sessuale. Ta ta ta. Ciao Luca Silveri. Ai, ai. Ciao Montanius95. Siamo già in 12 ragazzi. Fare giochi nuovi aiuta, porca miseria. Come perché tu non fai Omegle incontri i tuoi fan? Mi piacerebbe parlare con te, ma stiamo già parlando, Paul Heyman. Io e te insieme appassionatamente e sono un tuo cliente. Voglio un match per il titolo, cazzo, Paul Heyman. Voglio sto match. Ciao Luca Galvani. Ciao Luca Galvani. Omegle, come lo dico io, è un sito di incontri video online. Ok, ah sì, ho capito qual è, sì. Mi saluti come ciao Fabio, soave, soave, come il vento d'agosto. Pa 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 pa. Dai che partiamo con questo The Sims e vediamo se può piacere questa serie in live. Ciao Fab. Con Tori ragazzi, abbastanza con il viso da troione ragazzi. E meno male che Tori c'è. Pa, 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 pa. Mi saluti come, sto impazzendo, è ufficiale. Come il vento da Corea, oggi sono un po' andato perché mi sono guardato le Olimpiadi, sì, ciao, mi sono guardato gli Oscar, ho passato al lavoro ragazzi, con 3 ore di sonno. Sono andato. Ma lo fai FIFA Ultimate Team FIFA, purtroppo online mi stracacchiai le palle, nel senso mi fai nervosire veramente in maniera devastante. Un bel amnesia in live non lo puoi fare, vediamo. Ci potrebbe stare anche un'amnesia in live. Pa, pa, pa. Ciao come, ciao Amy Gira, ciao Amy Gira, ciao DJ Jumbo. Ok. Mi salete c'è un piccolo... Ciao DJ Jumbo, ti ho salutato, c'è un piccolo problema che con PES, ragazzi, che installando l'ultima patch fighissima ho un problema con la carriera, ma questo è un discorso che farò più avanti, perché quando fai crescere le torie, ce la devi crescere sul puttanone qua. Mentre ricaricavo la patch, sì, mi stavo facendo un riposino, concordo. Sì, concordo ragazzi, concordolo. Eccola qua. Dai che si parte, eccolo qua, il troione qua, il troione, la 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 la. Perché non ti giri, stronzo? Ah, oh, ah, fio della mignotta. No, ma che immagine catturata, stronzo. Perché non ti giri? Ciao Giovanni Battaglia. Mi sto incazzando. Ma cosa fai? Guarda, faccia la pompina rotta, fa. Oh, ma come? Ok, buono. Sì, le pillole a crescita rapida. Ciao Luca Silveri. Far diventare una puttana mia figlia, sì, questo è sicuramente un bel live. Però non so se ce la facciamo adesso, però, Tanto il Cumendone dorme, Veneziano è a posto. L'Alberghini Zoccolona ha un po' di fame di pacco, lo sapevo. Allora qua, dopo la facciamo, prendi una porzione, la facciamo mangiare. Vai. Tori Black SS, sì. Sì, faccio presto, ma quello di FIFA lo monto in pochissimo, lo monto in poco tempo, ragazzi. Lo si monta in poco tempo.
Ciao Antonio Carrante, ciao Natascia Lombardi, ciao Poggiolano. È il Poggio, il Poggio domina. Ok, siamo con il Kumenda, le lasciamo mangiare perché voglio stare più sul Kumenda in questo momento. Qua Tori cosa sta combinando? Facciamo... esercita nella battitura, dai, troionazzo, dai. Esercita a battere, muoviti. Ciao Michele Iacovo. Allora lei si sta allenando, molto bene, lei mangia pacchi, il Kume dorme, mi sembra tutto abbastanza regolare. Ok. Qua Tori è giocosa. Guarda il canale TV comico. Qua spegniamo che le volete le pago io, stronza. Guarda un canale. Un canale comico. Dai, cazzo. Ok. Nel Sims 4 lavoro non lo so, vediamo. Perché non lo fai su The Sims 4 Marco Royce? Non sarebbe male, Amy. Bravo. Con il lavoro io lavoro oggi. Raggiungi il livello 5 in logica, cazzo. Alle 8 parto col lavoro. Il Kume è abbastanza addormentato, non so neanche tanto in realtà. Ok, ripulisci tutto. Guardate l'Alberghini, ragazzi. Guardate la cosa mi sono sposato. Guardate cosa mi sono sposato. Guarda che bocce, fioi. Zumba, zumba, zumba. Mamma mia, guardatela. Sexy, sexy, sexy. Guarda che roba. Ciao, fioi. Zoomate anche di qua. Parapa, parara. Vabbè ragazzi, andiamo perché sennò siamo dei maniaci sessuali. Sì, io sono sempre a letto, è vero, sempre che o che trombo o che dormo. Cioè, sì. Sono Takume, svegliati, facciamo logica. Che non mi ricordo più come cazzo si fa, fioi. No? Programma. Ragazzi, come si fa adesso logica? Non mi ricordo più un cazzo, fioi. Niente, non mi ricordo più una minchia. Programmazione non mi sembra. Sì, lo so. Hai ragione, Antonio. Sexy lavapiatti. Ok, Ugo. Ciao, Lorenzo. Inventerà un porno, avete ragione. Ma per fare, ragazzi, per il programma, come cazzo si fa? O per fare la logica? Non mi ricordo più, fioi. Vediamo un attimo. Abilità. Non mi ricordo più un cazzo, fioi, che pippa. Forma fisica, logica. Vedi, programmazione non c'entra un cazzo, non c'entra. Non c'entra niente. Qua la stronza. La stronza ha finito i compiti. Inventario. No, si li ha finiti, ok. A disagio, a disagio. Logica gli scacchi. Ah, giusto, è vero. È vero, gli scacchi, porca troia. Allora, Kumera, fai così, brutto stronzo. Tanto vai a fare la pipì. Usa e c'è. Molto bene. Dai, basta giocare. Bravo Kumenda, bravo, grazie DJ. Sì, brava tesoro, brava Giovanna. Adesso a Giovanna guarda un canale culinario. Brutta stronza che non sei altro. Veneziana è qua. Basta come, oh. Ok, lei si lava, che brava, che è la nostra bimba che si lava. No ragazzi, il Kume è così, ragazzi, il Kume va in giro così, come un figo, e va a fare la cacca, bravo. Ecco, loro fanno queste cose qua, brave. Il Kume ha fame e si mangia le 4 spaghettoni. Perfetto. Diventa un porno, sì. Toglie censura, magari, cazzo. Ragazzi, vedete ancora? Oddio.
Ragazzi, vedete, cioè guardate, vero, riuscite a vedere il gioco? Camiseria, successo qualcosa secondo me. Oh, ti bagno o no? Ripulisci e riponi. Ma cosa avete, stronze? Ok, perfetto. Ok, ci vedrete molto bene. Buono, comunque anche con The Sims è difficile commentare e giocare, ma porca puttana, c'è un gioco facile. Una perfetta camionetta sexy. Sono un secondo, lo so ragazzi, lo so. Il Kume mangia. Il Kume è a disagio, perché? Idraulica disgustosa. Vediamoci i denti, si lavo qua, vabbè. Buono. Non capisco qual è il problema, però. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio l'Oscar lo vincerà. Ma cosa fa? Guarda qua che brava che è, ragazzi. Porta sempre l'immondizia, una figa, porca puttana. Ambiente sgradevole. Ma dov'è che è sporco, Cristo santo? Ah, ok, qua. Asciuga. Asciuga schiava. Ok, qua. Bravi. Oh, finalmente il Kume. Eccolo qua, ragazzi. Il Kume con la sua faccia da culo. Bravo Kume. Devo andare anche a giocare a scacchi, fioi. Ok. Noi siamo dedicati sul Kumendone, però. Ok. Perfetto. Fiducioso. Adesso comincio anche a lavorare. Il Kume sta in mutande. Ciao, Montanius. Il 3 per certi versi era più bello comunque. Che bella faccia. Il Kume continua a vaneggiare. Guarda che andrò a lavoro io adesso, Mentre il Kume va a lavoro vediamo di fare qualcosa. Ok. Buono, il Kume va al lavoro. Ciao. No, eccola qua. Mamma mia, ragazzi. Mamma come te la godi. Mamma come te la godi. Allora, lei a scuola. Allora, a scuola. Studia sodo. Al lavoro. Lavora sodo. E il puttanone. Oh. Se ti parlo di una festa di compleanno a cui Tori è stata invitata. Devi chiedere a lui che... Ok. Lascia perdere, non per il cazzo, stronza. E qua lavora sodo. Ok, quindi tutti lavoriamo sodo, perfetto. Molto bene, aspettiamo qua, vediamo un po'. Che bocce. Playboy Kume. Adesso devo andare a migliorare la logica, cazzo. Ok, Tori. Facciamo Vishika, usa. E poi la mettiamo un po' a letto. Dormi. Ma che vestiti di merda che hai, vecchia mia, devo un po' migliorarteli, cazzo. Ecco, ho pochi soldi, porca troia. Devo cambiare sta casa, proprio casa da poveretti abbiamo. Ok, noi finiamo tardi invece. Noi finiamo tardi. È arrivato il troione. Allora, inventario. Ok, vabbè, lei lasciamo fare quello che vuole. Io mi devo dedicare al Kume, sinceramente. Lasciamo fare quello che vuole. Lei va a riposarsi. Il Kume è teso. Ciao Simone Moccia. Ciao Dovachin. Ciao Alessandro Giuliani. Ciao il mondo dei videogiochi. Anche il Kume è arrivato. Ok, il Kume è distrutto. Allora, Vishika per cominciare. Adesso avete bisogno di sapere cosa volete. Devo andare a giocare a scacchi, fioi. Perché io devo usare il Kume, se no se li uso tutti non mi capisco più, fioi. Non mi capisco più. Cena. Formaggio grigliato, ci spappiamo adesso. Ciao MP Gaming. Ok, possiamo cucinare qua, poi andiamo.
Ma basta, sempre accesa qua, stronzoni, non siete altro. No, cazzo l'incendio. Merda, merda. No, no, ascolta, vado io, non riesco, ripara. Ripara. Vai, 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 riparalo, porca puttana. Ti prego, riparalo. Ciao, Avex. Bravissima. Cazzo, abbiamo l'Alberghini che sporca l'urida, cazzo. No, come, non dormire però, Cristo di un Dio. Ok. Butta via. Adesso dobbiamo andare a giocare a scacchi. Spegni, come cazzo si faceva. Ciao Gianmarco Anania. Allora, vediamo un attimo. Racumera. Aspetta un secondo. Allora, devo andare. Non mi ricordo più niente, cazzo, da tanto che non gioco. Allora, dov'è il mondo? Telefono? Sul telefono forse. Tu. No, non era questo. Oh cazzo, fai un attimo di panico, scusate. Invita, chiedi un appuntamento. Ciao The Style, ciao Mia Toma. E non mi ricordo dove devo andare. Figlio, dove devo andare per il mondo? Non mi ricordo più, porca puttana. Un erbadio a mia figlia lo posso anche... Oh, brava. Brava zoccolona. Devo fare anche il primo fichi fichi in diretta, cazzo. Come telefono, poi viaggia. E dove cazzo è? Ah, è giusto, hai ragione. Hai ragione. Avete perfettamente ragione. Ok, allora, scacchi. Dove minchia sono gli scacchi? Ciao Dylan Josefowski. Devo anche trombare però, cazzo, mi sto un po' preoccupando. Dove andiamo? Al parco? Ci sono gli scacchi al parco, non mi ricordo più. Vediamo se ci sono gli scacchi qua. Quanto dura il live? Un po' meno del solito, ragazzi, perché dopo ho da fare anche delle cose, devo andare anche a letto perché con le Oscar mi sono distrutto, ragazzi, Mi sono veramente... Scacchi... Ah, eccoli qua. Partecipa alla partita. Ok. Ma chi è questa che sborra? George Weah, ragazzi. Ciao, George. Ciao, George. Fai fare un gol a Giorgione Weah. Na 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 na. Fai fare un gol a Giorgione Weah. Siamo con Giorgio, ragazzi, siamo con Giorgione. Che bella però, che era la nostra Dina, che si sborrò Dina caliente, ma ti spaccava il pacco, Dio santo, me la ricordo. Dove cazzo va il Cume? Oh! Ando minchia vai, a Cume! Guardalo, 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 il coglione, guardalo. Cosa fai? Ma cosa fai, merda umana? Il Cume è stanchissimo, sono distrutto. Sono distrutto. Sono a disagio, mi manca l'energia al lavoro domani. Domani... No, non lavoro, non posso che stancarmi. Cose random in corso. Tanto di là cosa stanno facendo, non lo so, gli altri. Ciao Martina. Ciao Martina. Che è? Arisa, raga! No! Arisa! Sboro, è questa? Lucia Fabri. Lucia, brava Lucia.
Mamma mia, ragazzi, abbiamo Arisa. Aspetta un attimo. Abbiamo Arisa e Rosy Bindi. No, chi sia sta qua? Dai, come, dai, siamo con la Rosy Bindi, siamo con la Rosy. No, è carina sta qua, dai. Arisa se n'è andata, si è rotto i coglioni, Arisa. Questa fa flessioni al parco, bene. Dai, come almeno cerca di arrivare a 4, cazzo. Sta morendo, porca puttana. È ufficiale. Dai, pompa, come arriva almeno a 4, Madonna, sto. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più, dai, andiamo a casa. Andiamo a casa, Beppe. Viaggia. Dai, viaggia, stronzo. Arisa versus Noemi. Torniamo a casetta. Cosa stanno combinando gli altri? Non lo so. Hanno fatto festini a orgia, hanno fatto secondo me gli altri. Adesso devo aspettare Tori deve diventare grande. Comincio a trombarmeli. Dopo userò solo Tori e comincio a divertirmi con lei, cazzo. Ok. Dormi. Dopo devo fare anche i fichi. Ancora con sto stereo. Ma ti paghi te boette, titta mocari, oh. Buono, riposiamoci. Allora, il live di PES, ragazzi, il live di PES c'è un piccolo problema, nel senso che come si dice, scaricato una nuova patch, ho dei problemi con la carriera, quindi ho come paura di dover ricominciare da capo e quindi a questo punto di reinventarmi qualcosa. Ragazzi, sono un po'. Ma quanto cazzo mangia questa? Madonna, quanto mangia però, porca puttana. Devo tenere sotto controllo, cazzo. Quindi così con PES, purtroppo. Questo è il piccolo problema. Vai di fichi, se faccio fichi. Se vuole le impostazioni puoi togliere. No, ma io preferisco che quando io mi tengo il Kumenda, gli altri possono fare quello che vogliono, così almeno anche loro hanno la loro vita, se no si rimangono fermi là impalati come dei mongoli. Allora. E quindi vediamo, sì, ho la PEX Galaxy, la 3 pacco. Vediamo se la stronza lavora domani, così. No, bene, prima cosa che faccio mi risveglio con una bella pompetta. Allora. Ok, questi loro ballano. Ancora, ma puttana troia. Guarda come che poi lei parla solo con. Esprimi affetto. Dai, come basta. Dai, salutiamo la nostra figlia, siamo pieni di odore, dai. Guardali che belli. Ciao. Fai la doccia. Ecco, mi ha superato la stronza. Buono. No, il problema. Il problema della patch è che praticamente non ho più loghi. Sulla Bundesliga ho i loghi tarocchi. Cioè, sinceramente, giocare con i loghi tarocchi non esiste. È proprio una roba oscena, secondo me. Uova strapazzate. E quindi è per quello che ho questo problema, ragazzi. Se voi sapete risolverlo, non ho problemi allora di ricominciare da capo o di perdermi in Google e capire dov'è il problema. Mettete like, mi raccomando, a 1000 like, ragazzi. Siamo partiti veloci, siamo solo in 33 però adesso, Probabilmente anche dei singoli, io faccio tanti giochi comunque abbastanza di nicchia, quindi ragazzi non possiamo sempre essere tanti, ma meglio pochi ma buoni. Ecco, lei va a fare viscica. Guarda che porta sempre via tutto, è una figa, cazzo, mia figlia. Merda, mi sto pisciando addosso. Non ci credo. Non ci credo, sono un coglione obeso. Sono l'obesoide, ragazzi. Ma porca puttana. Ripulisci.
Ma porca miseria. Ciao Budweiser, ciao Pitbull. Ciao Johnny Cogasso. WWE, non l'ho visto l'ultimo video di Amstyle. Comunque c'è mia moglie che mi pulisce il piscio, è una roba bellissima. Io voglio fare i fichi fichi però. Romantico, fai i fichi fichi. Tu, aspetta, lei può pulire qua? No, non può, è troppo piccola. Vai, eccolo qua. Bravo, bravo, brava, sì, più a fondo, vai, cazzo, vai, e pompa, ciao Mombus, War Thunder. Ciao Andrea, ciao Alessandro, vinci guerra, grande con la mia foto. Ciao Matteo, Celia, si tromba. Vai, vai. Sì, yes, 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 yeah, yes, yeah. Vai, go, fuck. Bravi. Bisogna pulire però qua, fioi. Ripara. Dopo la trombata ci sta. Se l'è fatta adesso. Ok, ripara. Primo fichi fichi in live, giusto Riccardo? Buono, buono, buono. Aspetta qua, vediamo se la nostra stronza c'ha i compiti da fare. Sì. Ma colloca nello scenario. Cazzo vuol dire, non lo so. Dai, come per una trombata sei ridotto così, cazzo. Mamma mia che sfigato che sei, cacchio. Asciuga. Dai, muoviti, pippone. Bravo. Ok. Ok, lascia riparare un po'. Chiama qualcuno al telefono. Chiacchiera con la Lucia. Buono, questo è sempre acceso, molto bene. Butta qua, butta via per piacere. Come rispondi please? Lo continuerai dei Sims, vediamo come va. Mentre te lo sbattevi è esplosa la doccia grande. Lo stereo? Oddio. Ciao Johnny. Oddio, mentre me la sbattevo, ragazzi, però qua. 4.000 euro, adesso tra un po' sistemo la casa, ragazzi, perché sta casa da morti di fame non la voglio più, porca puttana. Allora. Vuoi farti l'amante? Vediamo, dai, vediamo. Tanto... Tesa. Bisogno di videogiochi. La puttanina va già in doccia. Gioca partita. Gioca sim per sempre. Ok. Sì, l'ho visto in diretta, ragazzi, le Oscar. Alle 6:15 sono andato a letto. Ho lavorato con 3 ore di sonno, sono devastato, fioi. Gran Turismo lo porterò, vediamo. Se fare un Gran Turismo decente, forse anche sì. Ciao Alessio Vitali. Per il live di PES, ragazzi, se qualcuno mi sa sistemare perché ho scaricato una patch nuova con PES e adesso nella modalità diventa un mito ho i loghi della Bundesliga tarocchi. Sinceramente giocare così mi fa cagare. Sapete risolverlo? Grazie. Ciao le Dr. V. Bisogna fare più fichi fichi. Hanno fatto già abbastanza. Grazie DJ Jumbo. WWE vedi, devo prendere le cose. Che spendere 14 euro per una roba del genere, ve lo giuro, mi sa sui coglioni. Perché non ha senso, secondo me. Cioè, fammi e poi è vero che WWE purtroppo la unità carriera è veramente facilissima, cazzo. Purtroppo. Noi stiamo con il Kume che dorme sempre. Manco Barney Stinson dorme più di te. Fai il WWE15 col Kumendone, sì o no? Devo farla, sì, però non so quando, sinceramente. Devo avere anche voglia. Così c'è la piscina e devo cambiare la casa, fioi. Devo migliorarla. Devo migliorarla di tanto, fioi. Mi sta dai, guarda che roba, ragazzi. Guardate che roba. Guardate ho una moglie, ragazzi, che spacca di brutto.
Eccola qua. Mi sembra un po' strana quando si mette a mettere a posto la casa, però per il resto dai va bene. FM 2015 in questa settimana faccio il secondo video. E vi passa il turno secondo te? Sì, secondo me lo passa. Ok, il Kuma ha finito di riposarsi, adesso fa la pappa. Cucina. Facciamo... cazzo facciamo? Un tramezzino, porzione singola e ciao. Ci trattiamo bene noi. Mole tetona, sì. Tori nuovo volto Brothers. Kuma non fa il secondo canale, no. No Ivana. Mi raccomando, fate i bravi con Ivana, che sarà sicuramente un ragazzo con l'account di una sorella o di una mamma. Manca Eli, cazzo, però. Lo so, Fichi se il va lo faccio, però non posso fare solo quello, se no poi mi arrestano per... non so, guarda cosa fa il Kuma, ragazzi, guardatelo, ragazzi, mutande, guardatelo, l'uomo è mutanda. Erbarcarola papà contro correnti. Ma posso prendermi una cosa per fare... non so cosa faccio col Kuma, visto che per adesso in questo video uso il Kumendone praticamente. Vado in palestra. Vado in palestra. Sì, suck my ass, sì, ok. Non ce l'ha Eli oggi. Vediamo un po'. SpongeBob, no, non so, non lo guardo, SpongeBob. È difficile lasciare l'Alberghini. Buonasera Kuma, ciao Andrea, ciao Ciro. Dai vecchio, adesso basta mangiare però, dai. Vabbè, lasciamoli parlare un po', vai. Vado a fare in palestra che devo farmi figo in palestra. Andiamo anche a rimorchiare, cazzo, deciso. No, in non lo farò più. Ok, ciao Federic Zobbi. Sì, voglio provare la live di FIFA, voglio provarla, sì. La voglio provare assolutamente. Ok. Dov'è Paolo Cume? Dov'è il Cume? Eccolo qua il Cume. Corri con il petto gonfio, no, con il pacco gonfio si corre, oh. Questo chi è? Don Lotario. Ciao Don Lotario. Dai Cume, vai pompala. Vai Cume. Ciao Ale The Master. Livello 5, godo. Godimento lento. Adesso bisogna rimorchiare. Sono le 4 di mattina. Cazzo di morchio alle 4 di mattina. C'è una disperata. E questa? E questa? Sofia De Luca. Questa qua è grossetta, però questa qua secondo me ti fa una spagnola da uno. Vai. Aspetta, andiamo da questa. Allora. Presentazione incantevole. Incontro molto imbarazzante. Perché? Chi dice è single? È single. Ora è il Cume. Oddio. Allora, vediamo un attimo. Vai. Proviamo ad andare da questa qua, Fioi. Battuta da bordaggine, facciamo i coglioni. E poi sembra peso, ma questo secondo me ha voglia di pacco. Questo è il classico culotto da pacco. Allora, è romantico. Ok. La chiattona. Dai, coglione, però. Dai, cazzo. Flirta. Guarda sta qua, questa te coppa, Fioi. Questa ti ammazza, ragazzi. Questa te ha un culo. No, ora si cazza. Puttana di merda. Stronza, insulta. Brutta stronza che non sei altro. Altre scelte, perfido. Urla contro. Perfido. Insulta, sì, merdaccia, sì. Sì, porca, sì.
Ok. La buzzicona ti soffoca con le tette. Che sborfi, che matti che si. Fai la doccia. Guarda che si incazzano. Vabbè, la sto insultando e sei contenta, cos'è? Dina caliente! No, c'è Dina! No, troppe azioni in coda, fioi. Guarda, mi sono rotti i coglioni. Andiamo a fare la doccia, va. No, Dina caliente, poveretta, l'ho mollata. Quella troia non merita il cume. Ciao DJ Jumbo. Oddio, cos'ha il cume? Mi sono pisciato addosso. Ancora. Ma Cristo di un Dius. Ma guardalo, guardalo. Sembra un deficiente. Andiamo dalla mia ex, cazzo. Allora, altre scelte, romantico. Flirta, vediamo cosa mi dice la mia ex. Con Giada Sanna. No, si incazza. Si incazza. Ma impara a conoscere, ma puttana troia. Poi una domanda spinta. Guarda come si incazza, guarda come si incazza. Guarda che stronza. Coppia male assortita. Ciao. C'è qualcun'altra qua? Veronica Rinaldi. Vediamo la Rinaldona, fioi. Vediamo la Rinaldona. È un vlog, non so, quando sapete che per i vlog sono un po' così. Romantico, flirta. Ma tutte che si incazzano. Perché devo prima farla ridere. Le donne si fanno ridere, non da nudi, ragazzi. Ciao Lollo. Ciao Carmelo. Ciao Marta Rega. Allora, niente da fare, rallegra. Niente, sei incazzata, la bassa, donne non le capisco più. Allora, andiamo a esercitarci. Ma non è che lavoravano, di domenica, no, meno male. Come passa la Juve? Sì, secondo me sì. Ciao Luca Ghirello. Podocchi si è mangiato un gol. Ecco, qua abbiamo anche Marta Rega. Che vediamo se anche abbiamo un'altra ragazza o se anche lei con un account di una... Scusa, è questa? Sofia Sanna, attenzione. Presentazione incantevole. Mia moglie dirà... Avrò tante di quelle corna, ragazzi. Mia moglie sarà in giro con Don Lotario, probabilmente. Ok. Vai. Presentatevi. Vai, presentati, stronzo. Scambio sensuale. Attention. Chi dice single? Altre scelte. Amichevole. Vai. Guarda, quello muore. Non sto capendo più niente, fioi. Aspetta, qua ho perso un po' di robe. Ciao Lorenzo Hackett. Ciao Poggiano, ciao Matteo, ciao Alessio, ciao Dovacchi. Sì, qui sono già salutati, bene. Mamma mia, mi sto ricoglionendo. Complimento sincero, proviamo. Sta qua, ci dobbiamo provare, Flirta. Vediamo se si sta questa. Oh cazzo, ma dove vai? Ma non dormire come un pippone. Guarda questa. Chi è, cazzo? Cioè, siamo sposati con figlio, però guarda qui, guarda. Posa sexy. Altre scelte, romantico. Offre una rosa. Ok. Fioi. Fai il baciamano.
Ok. Mi do un bacio. Vediamo se do un bacino. Ma sono un porco, Fioi. Sono un porco. È ufficiale, romantico. Complimenti per l'aspetto. Ma che cazzo vai a fare palestra? Ma sei proprio un frocio, come? Cioè, lasciatelo dire. Ma che cazzo vai a fare palestra, Cristo? Avevo questa qua che sboccia un culo che parla e noi siamo qua a fare palestra, malefite. Romantico. Facciamo finta, dai. Madonna, che porco che sono. Vergognati. Crazy cool. Allora, vediamo un attimo. Qualcuno mi ha scritto, Fioi. La solita del chiappona, come ruba cuori. Il tuo partner. Uno che mi salutassi. Non ti devi trasturare sulle ragazze di The Sims. Non ho provato la beta. Con quali youtuber sono rapporti? Il Piada, Edward, loro. Adesso qua lascio un attimo da solo perché se non riesco più a rispondervi. Il come fra. Ok. Scusate ragazzi, ma in realtà con The Sims è il gioco più difficile forse. Andiamo a vedere cosa fanno le altre. Niente, non posso, cazzo. Perché non posso? Scambiamolo, sono proprio un porco però, Che ore sono? Domenica 19, devo ancora praticamente andare a casa. Allora, qualcuno mi chiama. Ok. Facciamo dare un po' a random. Ciao Mr. Gabri. Manda not però, giusto. Ciao Lack Bortot. Quella è una maiala. Sei un pazzoide, fai le cose. Oh, mai fatte dal vivo le corna, manco sul gioco, dai, divertiamoci almeno sul gioco, insomma. Però questa no, questa è una botta, madonna che culo che ha. Questa è una botta che la diamo però, Questa, appena siamo al lavoro, una botta che la... Mamma mia, Fioi. Che madonna, sta un culo che parla da sola, Cristo. Ok, ora arriva l'Alberghini. Questa ce la invitiamo a casa, ragazzi. Ok, torniamo a casetta noi intanto. Anzi, qua c'è qualcosa da mangiare, no? Era di là, nell'altro The Sims c'era da mangiare. Vabbè. Allora andiamo al parco. Andiamo al parco, Beppe, andiamo al parco. Questa me la trombo secco, cioè, ufficiale. Ciao Luca. Solo una botta. Ciao Marco Oztuk. Ciao Ivana. Grande Andrea. Ok, quindi devo anche ammazzare qualcuno. Come sei un donnaiolo professionista, Io sono nei giochi ormai, sono finito nella realtà, ormai sono andato, ragazzi, sono vecchio. Come porno sta? Dai, muoviti però, pippone. Per intanto salviamo, cazzo, che donna quella là, ragazzi, ha un culo, mi fa morire, cioè, fioi. Basta, ho deciso. Quella si castiga, ragazzi. Allora, vediamo. Partecipa alla partita, con chi siamo? Con Sara Barbieri, un'altra zocco, madonna. Oh. Quante donne che ci sono però su The Sims? Ma è sempre, no, ma dico, ma è sempre lei? Ma vengo, mi sto perdendo veramente. Cioè, qua veramente mi sto perdendo. Ragazzi, no, fai un attimo di panico, ma è sempre lei, perché veramente rimango basito. Ah no, è Sofia San, allora. No. Quante ne ho, Ma quante ne ho? Ciao The Crazy Gamer. Ah, Ina. Non ci capisco più niente, fioi. Ah. Questa è Sofia San, no, non è la stessa. Capisco tutte uguali, cacchio. Garbafa with toy. Ok, alleniamoci qua con questa qua. Anche tanto rispondiamo un po'. Quanti anni hai? 27, fioi. Allora, va via! Fuck off. La Dina incazzata. Quante ne ho? Porca puttana. Allora. Veronica, chi è questa? Veronica Rinaldi. Che era questa poi? Non mi ricordo più niente, fioi, non mi ricordo più niente.
Allora ragazzi, quella che ci siamo, che vogliamo, che vogliamo trombare è Veronica, allora, che non mi ricordo più. Troppe donne ho visto, non mi ricordo più. Dag dag. Come hai un harem? Allora ragazzi, è Veronica, vero? Quella con il culo che parla. Non mi ricordo più niente. Come smemoria forse. Fine. Ragazzi, non mi ricordo più, non mi ricordo più. No, è la Sanna, Anibus, è la Sanna. Sofia Sa. E chi è la Rinaldi? Non mi ricordo più niente. Oh, Sì, è vero, è la Sanna. Oddio ragazzi, vedi essere sciupa femmina, non ti ricordi neanche i nomi delle donne, no? Che panicata. Madonna, mi siamo presi male. No, è Sofia. Sofia. Sofia Sa. Il cume è andato, quanto godo. Quando il cume è rincoglionito è proprio fenomenale, il cume è rincoglionito. Allora torniamo a casa, però adesso nel livello... Veramente, se no mia moglie mi incula, però... Ma manco ti ricordi le donne? Dio mio. Oh, andiamo via o no? Femo notte? Ah, oh. Ciao Antonio. Sì, cazzo, non devo farmi mollare, però adesso devo un attimo andare con l'Alberghini, se no mi ammazza. L'Alberghini voleva una figlia, appunto. Come fai? No, magari, cazzo, dovrò fare dei Sims 4 espansione porn. Sarebbe troppo bello. Emozioni negative. Oddio. Cosa? Ah, vedi, devo fare... Ammazza, quante cose devo fare! Allora. Usa. Igiene. E fai un pasto veloce, facciamo uno yogurt, dai. Ciao Pitbull. Il porco. Bravo Kume. Che mia figlia non sa neanche chi sono. Vediamo che rapporto ho con mia figlia. Aspetta. Rapporti. Beh dai, siamo là, insomma. Dai, si gode. Te lo godi alla fine, te lo godi. Dai, docciona. Non potevo trombarmela, se no si incazza come una bestia. Altro che su YouTube. Non si può fare il fichi fichi con tutti, ragazzi, magari. Ti prego, non mangiare troppo. Lamentati dei problemi. Ma sa già tutto sta stronza. Fai fichi fichi. Vai, almeno non si arrabbia, ti prego, facciamo fichi fichi. Grazie. Brava Giovanna. Ok. No, ho messo 90, ragazzi. La Felcume 90. Tac. Ma che brutta scena, ragazzi. Ma che brutta scena. Dai, va a dormire, va. Ok, qua ragazzi ci sono degli intrecci amorosi devastanti per il Cume. Dai, muoviti però. Dormi, bravo. Ok, Ananna, ciao. Salviamo un attimo. Salva, taggio in corso. Occhio Rocco. Oddio, il Cume 90, i Peggy 18. Allora, vediamo un po' con la nostra stronzetta. Sociale 2. Questo è andato. Allora, ci sono compiti per casa? No, niente. Come va a scuola? Rendimento buono, molto bene, molto bene, molto bene. Studentessa delle elementari da 7, ma da 6, oh, vecchia. Che ha da farti qua. Vediamo se posso prendere gli scacchi così non so che vado al parco. Pesi 18, il Kuma 90. Sei più grezzo di Moscone. Ragazzi, The Sims ti porta a questo, c'è poco da fare, dai. In realtà io sono un cumendone. Poi questo gioco ti ispira a questo, c'è poco da fare. Cosa facciamo fare? E allora... esercita nella battitura, perché deve battere. E quindi sale, la che abilità è... Ah, motoria, ok.
Brava, vecchia, brava. Ok. Mandare uno strip club, Tori, come pecorina. Torni piegato così quando esci la sera. È rotto, purtroppo lo stereo è andato. The Sims bannato per eccesso di figa. Dai, tu intanto continua a crescere. Siamo in pochini per oggi, Poi un altro figlio e aspettiamo perché se no non mi capisco più niente, ragazzi. Quanti anni ha intanto la nostra Tori? In modo per ottenere uno stipendio per un sim appena arrivato nel quartiere e trovare un lavoro. Capitano, sto lavorando, no? Scusa, cazzo dice sta? Cosa si è fumato? Ok, con la nostra Tori continua ad andare alla grande. Loro sognano. Ma scusa, non dovevo andare al lavoro, cazzo. Oh merda. Lavoro. Comincio alle 8 e sono in ritardo. Sono abbastanza in ritardo. Muoviti. Ok. Studia lo spazio. Perfetto. Così prendiamo un po' di soldini. Ciao TanoCraft. Non c'è la Eli. Non ho più come si è partita la nascita. Genitori modello. Sì, lei è sempre da sola, poveretto. Cazzo, cazzo, deve andare. Porca puttana, deve andare a scuola. Deve andare a scuola. Devi andare a scuola. Muoviti. Ok. Studia sodo. E anche lei. Lavora sodo, madonna. Per poco li faccio perdere anche scuola. Ma che cazzo di genitore sono, Cristo? Come fai i compleanni a Tori? Ma non dobbiamo aspettare la fine del compleanno. Posso farlo anche prima? Devo sistemare anche il coso. Sistemare anche lo stereo. Come è messa qua, vescica. Dopo la facciamo dormire, dai. Ok. Brava. Ciao Luca. Ok, lei si è preso sonno, perfetto. Dai che arrivano soldini, dai che arrivano soldini. Bravo Kume, riparalo. Ah no, sostituisci proprio. Forse lo può riparare la... Può riparare la cosa, la mia moglie, vediamo. Tanto qua divertimento. Ci mettiamo, gioca una partita. Sì, ma non con lei, cacchio. Ah, ho sbagliato per quello. Vai, ripara. Perfetto. Genitori fanno fichi fichi. Ciao Davidinho. Ciao Andrea. Con chi vieni? Bella, mi piace questa mentalità. Il Kume è stanco e va a letto. Butta via. Poveretta, però facciamola parlare con qualcuno. Vediamo se conosce qualcuno. Leonardo. Invita nell'otto. Parliamo un po' con Leonardo. Ok, arriva Leonardo Parisi. Lei deve fare i compiti. Fa i compiti. Bene, è arrivato Leonardo DiCaprio, che ha vinto l'Oscar come miglior pippa. Allora, grande della grande. Ok. Parliamo un po' con Leonardo. Ma guarda, non lo caga neanche. Perché ho sbagliato, pippone che non sei altro. Impara a conoscere. Ciao. Facciamo parlare un po' anche lei. È pessimista. Bene cominciare così. Ma poi è molto eccitante.
Vantaggi della famiglia. Queba Scuri tecniche di fitness. Oh, Perché con una persona negativa è bello parlare di queste cose. Ciao Salvatore. Devo ristrutturare la casa, hai ragione, solo che voglio accumulare un po' di soldi in più per essere tranquillo. Buff. Facciamo di fare un po' di cose. Chiudi la sua giornata. Complimenti per l'abito. Si prova con Leonardo qua. E condividi un segreto. Ok. Fai quello che vuoi. Boh. Alberghini porco. Siamo un pochini oggi. Si vede che questo gioco, boh, forse è una giornata così, o questo gioco non interessa tanto. Fioi, purtroppo è così. Io ho esplorato questo esperimento, poi vediamo se portarlo avanti, chiaramente. Cena. Gnocchi. Dai che ha fame il Kuma. Controlliamoli sti qua. Vediamo se c'è l'inghippo tra Leonardo e l'Alberghini. Oddio, lagga? Ragazzi, riavviate se lagga, Allora, loro ballano. Ce ne dobbiamo portare l'altra, cazzo. Dobbiamo portare l'altra. Facciamo così. Ormai sono le 3. Il prossimo giorno portiamo lei da qualche parte. E noi sfruttiamo la situazione. Ok, il Kuma è a posto. Il Kuma come sta facendo il Kuma? Cioè, guarda il canale Kuma. Cioè, per piacere Kuma. Grazie. E lunedì sono tutti morti. Perché penso che vi posso dire che sei il mio tuo preferito ed è grazie Grazie Dovahkiin, ti voglio bene. Ok, mi piace questa live, grazie. Ho fatto una cosa a 3, non penso si possa. Allora adesso vediamo un attimo il lavoro per capire come fare l'inghippo. Io non lavoro, perfetto. L'Alberghini dimmi che lavora. Lavora, perfetto. Oggi si tromba, Buono, buono, buono. Stiamo con il Kuma. Adesso lo facciamo riposare per bene. Prima Vishika. No, è già riposato, cazzo. Vediamo se riesco a prendere una cosa per fare palestra, cazzo. Allora. Vediamo un attimo. Oddio, come cazzo si faceva? Io devo prendere un oggetto, devo prendere. Stanze salvate. Ho capito. Vaffanculo. Allora, oggetti. Allora, vediamo. Palestra. C'era qualcosa per la palestra? Come si diventa un mito? L'ho detto, questo problema della pace. Vediamo di risolverlo. Kuma gufa l'Inter. Ma no, ma che bimbo mica. Fiore, dov'è la palestra? Cazzo è la palestra? Non è qua, non ci sono più le cose per la palestra. Porche puttane. Raga, dove sono le cose per la palestra? Aspetta, aspetto voi per capire se ci sono. È vero, c'è, cazzo, però. Vediamo un attimo, mettiamo un attimo su Sky. Vai in direttissimo per vedere. Non ci sono più le cose per la palestra, cavoli. Eccoci qua. Eccoci qua. Cagliari Internazionale. Ci sono, fai ricerca. Dov'è la ricerca? Non mi ricordo più niente. Palestra, vediamo. Palestrina. Ah, ok, bella. 900. 3003, dai.
Dai, prendiamo questo. Prendiamo rosso. Ok. A stronzo. Ok, perfetto. Buono. Vai, Kume. Corsa di resistenza. No, ma adesso, ragazzi, adesso chiaramente, grazie per il consiglio, adesso chiaramente metto le cose un po' alla cazzo, poi la casa bella me la faccio, non preoccupatevi, fioi. Un po' di pazienza, siamo ancora all'inizio. Grazie Matteo comunque. Adesso appena va a lavoro qua. La stronzona deve andare a lavoro a che ora? Alle 10, ok. Io non vado. Lei è sempre da sola, povera Crista, mamma, è sempre da sola. Il Kume sembra noi. Ma ho la casa che cade a pezzi. Allora, aspetta. Ripara. E asciuga. Dai, veloce, dai, veloce. Tanto mi alleno, tu devi lavorare. Aspetta, lei qua a scuola. Studia sodo. Dai, sistema, dai, sistema. Grazie, Luca. Lo so che perde acqua, purtroppo. No, cazzo, l'Alberghini deve andare a lavoro. Vai al lavoro, vai al lavoro, vai al lavoro. Ciao. E adesso dobbiamo sfruttare l'occasione, ragazzi. Adesso si sfrutta l'occasione. Ok, dopo devo pagare anche le bollette. Aspetta, telefono, telefono, telefono. Invita nell'otto attuale. L'abbiamo detto. Sofia Sanna. Vai! No, cazzo, non mi puoi dormire adesso però, come Cristo de un Dius. Arriva o no? Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Dai, fioi. Allora, ascolta, però se asciughi veramente mi preoccupo. Stringi. No, questa è la ma puttana miseria, oh. Allora, vedi che coglionazzo che sono. Dai, mi sono sbagliato. Oh. Ok. Ragazzi, due bocce, un culo da paura. Vai. Altre scelte, romantico. Complimenti per l'aspetto. Romantico. Bacia. No, quella là mi vede. Se questa mi vede sono cazzi, Confessa attrazione. Non è che ci siamo. Buono, buono. Romantico. Proviamo subito il fichi fichi. Andiamo al dunque. Sì. Madonna, sta qua, ragazzi. È abbastanza veloce. Papam. Vai. Grande. E subito castigata Sofia, ragazzi. Ciao Mr. Pagan, ciao Fabio. Abbiamo castigato Sofia. Sofia Sanna castigata. Bravo, bravo, bravo. Mi stai piacendo. Bravo, bravo, bravo. Sì, fai schifo come ti vesti, però che sboccia. Altre scelte. Chiedi un piccolo prestito. Buono, la sono trombata. A posto, ciao. Adesso possiamo anche sistemare. Come mi ha dato una calmata. Tradimento cumendiano. Come vergogna. I voti sono aumentati. Brava Tori.
Sì, Tori è morta, poverina. Mettiamola subito a Nanna. Buma, Samsomog, Bonji, Befite Shamagra, Grinoi Foibi, Lavora sodo. Doms the Buna, Loro parlano. Aga, Cioè, a casa mia l'ho tradita, Fioi. Wagga Fruge. Malinee. Doppietta. Grande Luca che sei di Venezia. Occhio agli ormoni. Il cume è andato. Il cume. Beh, saliamo questo momento intanto. Ok. Buono. Vai, asciuga. Asciuga, cume, asciuga. Asciuga. No, devo comprarmi roba nuova però, mamma mia, fa pietà. Butta via. Ripara. Adesso prendo la scossa. No. Butta via tutto. E mangiamo. Ok, vai. Come fatti anche l'altra? No, dai, l'altra non mi piace tanto. L'altra non mi sconfinfera, ragazzi. Tanto abbiamo timbrato il cartellino, perfetto. Molto bene, adesso lui dorme. Ok. Ascolta ragazzi, che famo? Siamo un po' pochini oggi. Cioè, continuiamo, non continuiamo. Che figura facciamo? Perché io comunque pensavo di chiudere alle 10:30, perché dopo ho da fare. Ditemi voi se state divertendo, perché posso capire che magari è una serie un po' particolare, che è anche difficile renderla a fame. La stronzetta a fame. Insalata se no ingrosso. Lo stereo è sempre acceso, vabbè, ormai abbiamo capito. Dai, Luke. E trova due donne col padre. Sì, infatti mia figlia tipo sarà scioccata, ma se deve venire su come Tori, cioè abbiamo bisogno. Sì, è molto divertente, sono contento. Un puttantour con Tori. Ok, Amy, sono proprio contento, ragazzi, dai. Sono proprio contento. Mi vuoi bene? Sì, The Ham Style. Se scopi ci divertiamo, ecco. Appunto. Tori, vediamo un po' la piccola Tori. La piccola Tori, 47 giorni al passaggio di età, che sbaglio. Ok, ok. Felice, Tori è felice. Vediamo se deve fare i compiti. Fai i compiti. Dai, fai i compiti, merdaccia. Fai fichi fichi con Daniele, no, anche no? Cosa fa? Cioè, fai i compiti là mentre dormo. Ma come ti permetti, Tori? Ma come ti permetti? Ok, lei facciamola parlare con qualcuno, poveretta. Chiacchiera con Salvatore Grasso. Vai, parla con Salvatore. Devo accumulare money, però. Come il punitore. La prossima live penso che sarà. Possiamo anche farcela domani, in realtà. Domani su. Potrei provare FIFA, magari. Vediamo. Ah, ok, Florence, ok. Come, ma a volte salta la live. Dovete ricaricare, può capitare, Fioi. Purtroppo può capitare. Oh, sto stereo, vi giuro che lo vendo. Adesso, lei, facciamo imparare qualcosa. No. Paga le bollette. Vediamo le sue abilità. Le abilità. E questo è morto. Alessandro Costa, ragazzi, è morto questo. Ho bisogno di capire perché è così. Oddio. Alessandro Costa. Il tuo video più bello, grazie. Ragazzi, mi spiegate se questo è morto, sto Alessandro che sparo. Cioè, è così, cazzo. Vediamo le abilità. Carisma 4, comicità 2, cucina. È morto. No, non ci... Com'è morto, però?
Facciamo dai, allenamento. E come cavolo è morto? Vai, andiamo un po' piano così possiamo parlare. Il live migliore di sempre, grazie. È morto Diego Costa. Ai ai ai. Facciamola correre un po'. È morto. Sì, è morto come? Ma come possibile? È morto giovane. Cioè, come si può morire su dei Sims a parte con le cose tipo finte che facciamo? Tipo, non so, lo chiudi in una stanza, lo annego. Come si può fare, ragazzi? Bisogna saperlo. Perché così almeno che sbarammazzo qualcuno. Ciao ai 3 youtubers. Ciao Simone. Quanto diventa ci vuole ancora? È morto di troppa fine. What's it blaming? Il come perde il pelo ma non il vizio. Il come si è svegliato intanto. E deve fare la pipì. Vescica. Cucina. Ci spariamo una spaghettata, fiori. Ok. È stato investito. E ma che cazzo. Oddio ragazzi, ma quanto siamo mongoli. Oh my god. Dai, qua insomma lasciamoli andare un po' piano perché sennò mi rincoglionisco. Togliamo un attimo il telefono. Adesso, ok, vai. Scusate ragazzi, quando la donna reale ti manda messaggi non puoi non rispondere, se no so cazzi. È morto l'insufficiente. Oggi niente Eli, lo so. Ah ok ragazzi, ho capito la situazione. Grazie di avermi spiegato il tutto. Guarda che bella, che famiglia meravigliosa che ho. La folina Mulino Cazzius. Cos'ha il come? Che cazzo hai? Come hai sempre problemi di vescica? Cazzo, sembri un vecchio ritardato, madonna. Dai. Ah, la musica va sempre, boh. Aggiorna. Autopulizia. Aggiorniamo. Abbiamo un cazzo da fare, aggiorniamo il cesso, no? Sono cose utili. Sì, ok, possono morire così. Mamma sto co... No, la bambina non può trombare, ragazzi. Cioè, ma parliamo in cesso, ma mio figlio è mongola, ragazzi. Cioè, anzi, è ufficiale. Mia figlia non sta bene. Per carità, è un po' sclerata sta ragazza, perché... Cioè, vede cose, cioè, tipo, vedo la gente morta. Cioè, allora. Ecco, ragazzi, questa è... Ma posso farla passare di età prima? Vediamo. Gioco. Cosa li possiamo far vedere? Guarda un canale per bambini. Dai, ma con la spacchi i coglioni. Allora, vediamo qualcuno che vediamo un attimo qua di capire. Scusate. Come ti chiami su Luigi? Non mi ricordo più. Doge veneziano. Doge veneziano 88 mi chiamo. Non so più come mi chiamo. Sto morendo. Ah, ok. Ok, quindi devo fare la torta di compleanno. Vabbè, aspettiamo un po', lasciamola viva. Guardatela. Cioè, ecco, se questa è una ragazza normale, ragazzi, cioè, ha la sedia qua e guarda la televisione con la sedia davanti. No, ragazzi, cioè, dovete vederla questa. Cioè, lei è così che guarda la televisione con questa prospettiva qua. Cioè, guarda che intelligente. Guardala. Eccola, cioè, cazzo guardi così. Cioè, ma refati, guardala. Guarda, cioè, ecco. Questa è la mia figlia, ragazzi. Cioè, ha una sedia, lei si guarda la televisione così. Cioè, ma guardatela. Ma guardatela. Cioè, ecco. Questa è una bambina con seri problemi mentali. Cioè, è una cosa molto, molto ufficiale, ragazzi. Ecco. È posseduta. No, ma...
Ma guardate, ma perché? Ma Cristo de un Dius, guarda, non vede niente! Ecco. Barza! Sì, è veramente la Massimo Ferrera in donna, cioè, ma porca puttana, ma reffati. Cioè, ecco, si è spostata per vedere ancora meno, ragazzi, eh. Si è spostata per vedere ancora meno, guardate, queste ciabattine sexy, cioè, fioi. Oh, che bello, ciao! Oh, yes, ma che cazzo fai? Ma, bambina mongola, non puoi vedere la TV così, non si può. Oddio, che mongola che ho, ragazzi. E questa come tratti? Cioè, che tratti è? Vediamo, dove si vedevano i tratti? Mi ricordo più una minchia, non mi ricordo. Bambina prodigio, ma com'è? Bambina precoce. Bambina prodigio. Gioca 3 partite a scacchi, leggi con un adulto per 2 ore, cazzo, devo fare ste robe. Gioca 3 partite a scacchi. Devo prendere scacchi, allora. Ok, ora compriamo una cosa di scacchi. Scacchi man. Allora. Scacchi. Scacchi. Ok. Vai. Buono. E le sedie. Delle sedie, come non è difficile, vai. Prendiamo 2 sedie del cazzo, insomma. Aspetta un attimo. Sedie. 120. Ah, vediamo queste molto raffinate. E vai. Aspetta che ho sbagliato. È cretina. Ok, era questo. No, aspetta un attimo, questo lo spostiamo qua. Vai. E così la svegliamo un attimo sta stronza, perché ragazzi è mongola, porca puttana. Ok. Gioca. No, gioca con, vai. Gioca, vediamo se vale lo stesso. Speriamo di sì. Acquista abilità mentale, sì, perché ne ha bisogno, ragazzi. La zoccolona, adesso dobbiamo aspettare che poi diventa zoccolona, fioi. Adesso il lavoro, vediamo. Veneziano lavoro, tutti e due lavoriamo alle 10 e alle 8, ok. Vediamo se vale come partita. Orb. Dai, vecchia mia, su. Ok, vediamo fra circa un'ora. Ho capito. No, no, devo giocare con qualcuno, cazzo. Vabbè, allora adesso dopo la scuola la facciamo giocare, perché sennò si rincoglionisce. Qualcuno dorme. Ok. Tori, facciamola smettere qua. Ok, scuola. Allora, scuola. Poi ho detto, se no sta qua diventa veramente colleghi. Lei va alle 10, quindi adesso la zoccoletta li facciamo fare. Vai. Vai, perfetto, ok. Sesso violento l'ho già fatto, ragazzi. Ma dovete giocare di Sims, è bello, ragazzi. Finisco alle 10:30 oggi. Dorme sempre e non lavora mai. Adesso lo dobbiamo far giocare qua la bambina con qualcuno, perché deve aumentare qua. Ma i tratti, però, aspetta un attimo. Allora, qua la stronza. Vedo un po'. Allora, bambina prodigio mentale. Allora, qua con il ciclo di abilità mentale. Non ci sto capendo una mica, dai, ora poi capiremo, dai. Comunque è bello questo gioco in realtà, però il problema è che sei figlio unico. No, ho un fratello più grande.
Vogliamo magari 100.000 iscritti, ma chi se ne frega, ragazzi. Sì, ce l'ho avuto la PlayStation 3. No, no, l'ho comprato su Origin il gioco, l'ho comprato. No, no, Origin, non scarico mai i giochi io. Ok. Dai, che devi andare al lavoro. Tutta sporca, puzzolosa. Ma devi andare al lavoro, vai. Crea dei contatti. Perfetto. Vai. Raga, ok. Buonanotte Ugo. Aspetta, Ivana mi ha scritto qualcosa. Ma cosa? Ivana sì o no? Ma cosa? Scusa. Con tua sorella giochi a cosa? Grazie Amy, ma va bene così. Ma poi comunque ho notato comunque che veramente YouTube negli ultimi tempi è calato molto, nel senso vedo meno iscrizioni, meno visualizzazioni, ma da parte anche dei grandi YouTubers, cioè secondo me c'è un piccolo calo del tubo. Tanta attenzione qua all'Inter. Grande azione dell'Inter. Eccolo qua, gol dell'Inter. Eccolo qua il gol dell'Inter. Kovacic che fa... Cosa fa Silenzio? Cosa fai Kovacic? Cosa fai? Vediamo di giocare una volta, dai. Sì, la cucina è un po' triste, concordo. Ragazzi, l'Inter qua è tornata, fai super Inter. Fai l'amore con Tori, non posso mia figlia, ragazzi, cioè mi arrestano per cose brutte. Daniela ha bisogno di potenziale interrogatorio poliziotto buono. Dai che stiamo andando bene. Ok, la nostra è stanca. La prima gli facciamo mangiare qualcosa. Succo d'arancia. Madonna, porta sta figlia, la sto rovinando, cazzo. Ok. Questo stereo è sempre aperto, perfetto. Grazie Alex Cocco. Ok, qua lei dorme e loro lavorano. Il cume è arrivato. Come sta il cume? Ci facciamo una bella doccia, cume. Ok. Io lavoro, anche mercoledì lavoro. Ok, anche qua mia moglie. Tanto io ho castigato la povera Sofia che adesso non mi caga più. Che se non la cago più. Poverina. Allora, qua Venezianone come è messo? È tutto a posto in realtà. Metti nell'inventario. Scusa Leonardo. Leonardo Parisi si vuole provare, maledetto. No, sono milanista, ragazzi. Ragazzi. Sei fidanzato? Sì, in realtà sì. No, aspetta, lei invita a entrare. Ok. Pensateci voi dopo. Gioca con Tori. Dai, Tori, svegliati. Eccoli qua, padre e figlia che giocano, bravi. Vediamo, riesco a perdere con mia figlia adesso. Chi vincerà la sfida? Ok. Dai. Ma Tori, ma porca puttana. Gioca con Leonardo, che mi sembra abbastanza mongolo. Dai che la massacriamo. Dai che massacriamo Leonardone. L'ho già tradita mia moglie, ragazzi. Già tradita più di una volta. Vai Tori. Vediamo se ha fatto qualche partita. 2 su 3, perfetto. Molto bene. Oddio. Ma quanto sei porca, oh. Attenzione. Guarda, cioè, interessano, ma no, ragazzi. Ciao Comenda, ciao Luke. Ok, ciao Luke, buonanotte.
No, non ho esultato al gol dell'Inter, era un po' ironico. Però attenzione, ci sta provando anche lei. Che troione, però, mamma mia, ragazzi. Io sarò stato anche uno stronzo, però anche lei ci va giù pesante, eh? Ciao, Luke. E adesso li vediamo se riesco a ritrombare. Ai ai ai. Ciao, Luca Lancia. Ciao, Gaetano Trezza. Sì, Milan terzo posto, no, diamo style, penso proprio di no. Chi la fa l'aspetti, hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione, quasi quasi la mollo allora. Ecco qua la mia figlia è impazzita. Ok, vescica e fame. Buono. Brava. Ciao Giuseppe Casella. Sì, il Milan deve vendere tutti, concordo. Ancora la vescica qua, poveretta. Io voglio fare una partita, gioca con... Ok, vai. No, ho sbagliato, Christiansen. No, no, no. Altre scelte, romantico. Fai fichi fichi, dai. For pizza, green, turkey, Lanuba, Steve. Winks for more. Dai, fai fichi fichi, cacchio. Room for more like raw. Anche se sei veramente una zoccolona, però, eh. Niente, non si può. Yigla. Oddio. Guarda, fatti la doccia. Teebs. Qua ragazzi, va male, va male. Lorenzi. Flori, Golargus, Panamit. Georgia. Niente fichi fichi. Parfaseshwa, Winod. Vabbè, allora qua facciamo lei. Partecipa alla partita. Dai, brava. Come il Napoli va secondo, sì, ce la può fare secondo me. È una seconda squadra dopo il Milan, beh, chiaramente il Venezia, la squadra della mia città. Poi di squadre straniere mi piace molto il Leeds United, è proprio la mia squadra preferita. Il Real Madrid l'ho sempre stimato. E una squadra particolarissima del Belgio, il Mechelen Malines. Cioè, una squadra che conosce nessuno probabilmente, però io amo quella squadra. Non chiedetemi il perché. Shemray, Thinica, Bathar. Cabathar. Va buono, io qua però ragazzi veramente vedo poca gente, sinceramente 26, a me dispiace sta serie, secondo me purtroppo è un gioco veramente di nicchia, forse non lo so, ho scelto il giorno sbagliato, forse io non mi refo a registrare, non lo so. Ciao Franci LOL, però noto che è un gioco poco seguito e mi dispiace. Ok. Buono. Qua dove ce l'ho fatta probabilmente, vediamo se ne ha 3. No, ancora no. Allora muoviti, dai. Ok, fatto. Leggi con un adulto per 2 ore. Buono. Buono ragazzi, a questo punto. E se la stata della bambina è bruttina. Vabbè ragazzi, io direi quasi quasi di chiudere sto live perché vedo che purtroppo è seguito poco e soprattutto secondo me è un gioco particolare, nel senso farlo su... Cioè, ho visto che a tanti è piaciuto, però dai, sono contento che insomma, chi è piaciuto veramente e niente, adesso io penso domani di fare Football Manager o FIFA, vediamo, dipende. E così ragazzi, adesso però in 6 settimane sarò un po' più impegnato perché avrò un po' di cose da fare quindi ci sarà un po' meno, è solo per quello ragazzi. Ecco, come no? Ragazzi, cioè secondo me... Tanto comunque devo arrivare alle 10:30 perché oggi come ho detto ho da fare.
volevo più che altro fare la prova su questo gioco. Io immaginavo che andava un po' così. Sì, sempre le... Grazie Andrea Lopez. Penso lo riprendi, ci devo solo sistemare quel piccolo problema là. Meshka. Grazie Luca, sempre gentilissimo. E niente, su PES, su The Sims vediamo. Ho visto anche dal video che ho fatto di introduzione che era un gioco un po' particolare. Diciamo che comunque ogni tanto può sempre esserci la cosa di PES, cioè, questo non lo escludo, ragazzi. Però ecco, sicuramente PES, Football Manager, Euro Truck sono giochi che vanno molto di più. Questo. Ciao Diamo Stai, sì, giusto, devo andare sul canale, hai ragione, sono un pippone che mi dimentico. Grazie Francis LOL. Sì, sono tutto Dovahkiin che vi siete divertiti veramente. Un saluto gigantesco, raga. È stato un live veloce, però mi ha fatto capire anche un po' com'è la situazione dei Sims. C'è chi piace tanto, chi che lo segue poco. Va buon, raga, un saluto dal Comendone veneziano, buonanotte, fate i bravi, mi raccomando. Grazie Francis LOL. Grazie Dovahkiin. La Coppa Italia per me chi la vince, secondo me può vincere la Juve quest'anno dopo tanti anni. Oh, Arb. Grazie Mister Marionsky. E niente raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao Fioi!